Una tempesta perfetta, nel senso che è arrivata in un momento in cui ci sono in campo praticamente tutte le colture ancora. Ci sono ancora le autunno-vernine che sono ormai pronte alla raccolta e di conseguenza sono state martoriate le spighe e il grano è andato. C'è il mais che è alla sua prima fase vegetativa, è stato martoriato, di conseguenza ha poca possibilità di fare frutto come si dovrebbe. Stesso destino anche per viti e frutteti, alberi completamente martoriati, danni irrecuperabili sia all'ambiente ma soprattutto all'economia dell'intero settore agricolo. L'agricoltura è sempre stata abituata a rialzarsi. Il problema è che non è semplice e non è semplice soprattutto perché oltre al maltempo diciamo così, si aggiunge una situazione di mercato e politico-sociale impossibile. Si vede che qui l'unica cosa possibile da fare, bisogna andare lento, macinarlo, arare, concimare di nuovo, fresare, praticamente rifare tutte le lavorazioni e riseminare. Una macchina, quella dall'agricoltura, che non può fermarsi a nessun costo. Lei ha appena detto l'agricoltura come farà a rialzarsi. L'agricoltura bene o male si è sempre rialzata, ma ci ha lasciato sul campo parecchi morti.